L'anno appena trascorso non ha risolto il discorso su chi governerà Portogruaro. Nel 2009 si è verificata la situazione di parità. La soluzione al problema dopo il commissariamento si avrà sempre in questo 2010, nelle elezioni previste per il 28 e 29 marzo. Ancora incertezza sui nomi di alcuni candidati. Sembrano sicuri Antonio Bertoncello per il centro-sinistra e Angelo Tabaro per il centro-destra. Restano da definire appunto gli altri contendenti. Si affaccia la lista della destra. E adesso un servizio con Angelo Tabaro, candidato del PDL appunto alle elezioni amministrative di quest'anno a Portogruaro. Angelo Tabaro, prossimo candidato sindaco del centrodestra a Portogruaro. Ci siamo lasciati alle spalle un 2009 all'insegna del pareggio. Beh, direi molto particolare. Purtroppo un particolare perché questo pareggio un po' ha danneggiato la nostra città, ha rallentato l'attività amministrativa. Per fortuna il commissario non ha creato quei blocchi che magari qualcuno temeva, per cui la vita sta andando avanti. Stiamo vedendo oggi che stanno evidenziandosi dei grossi problemi, il Santa Cecilia, la perfosfati, lo sviluppo economico, sono temi sui quali dovremmo veramente con calma nel 2010 affrontarli. Cioè noi dobbiamo superare quelle che sono le tensioni politiche, le guerre personali, dovremmo invece cominciare a ragionare nell'interesse della città, cioè vedere quelli che sono i problemi e vedere quali sono le forze che si possono mettere assieme indipendentemente dalle posizioni politiche per trovare la soluzione. Le elezioni regionali quanto possono influenzare anche Portogruaro, secondo lei, in attesa tra l'altro del pronunciamento del Consiglio di Stato? Beh, io credo che le elezioni regionali avranno un traino positivo per noi. Zaia è un candidato forte, il nostro Presidente Galan ha lavorato bene per 15 anni, ci dispiace che non abbia potuto continuare, ma da Ministro ci darà una grossa mano. Io sono convinto quindi che le prossime elezioni ci vedranno vincitori. Galan Ministro ha? Non è ancora deciso, però potrebbero esserci anche delle sorprese. Potrebbe essere Ministro alla Cultura e magari servirsi anche di Angelo Tabaro, forse? Non lo so, però si dice anche questo. Ecco.